saluto Martino. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Da dove venite voi? Sono Alice di San Vendemiano. Io sono Carlo, provengo dalla parrocchia di Santa Maria di Feletto, sono al 6° anno in seminario e attualmente in servizio a San Vendemiano. Io sono Paolo degli scout di Motta di Levenza. Ah, da Motta. Io sono Marco, vengo da Conegliano e faccio parte della CA a Collegio Immacolato. Ah. Io sono Alberto da San Vendemiano. Fabio da Vazzola. Giacomo da Vittorio Veneto. E Martina da Codogno. E come state? Bene, Bene. Lei come sta, signor Vescovo? Io sto bene, grazie. E sono qui a Porto Buffolè mentre sto facendo la visita pastorale in questa parrocchia, nella parrocchia di Mansuè e in quella di Basalghelle, dentro la forania di Oderzo. Infatti, Eccellenza, di solito in questo periodo dell'anno lei ci manda sempre una lettera, manda una lettera a tutti i giovani. Quest'anno l'abbiamo anticipata e siamo venuti noi da lei. Abbiamo pensato di fare un video che poi distribuiremo a noi, ai giovani della diocesi. Mi pare una idea veramente provvidenziale, perché stavo pensando nei giorni scorsi a come fare quest'anno con la lettera ai giovani e mi trovavo un po' a corto di tempo. Quindi in questo senso mi avete anticipato e mi avete anche offerto una bella occasione per dare un messaggio attraverso questo mezzo nuovo che è il video. Cosa posso dirvi come messaggio? Mi porto sempre dietro la lettera pastorale che ho inviato a tutta la diocesi e sapendo che avrei dovuto dare un messaggio ai giovani ho cercato di pensare quali parole e quali messaggi possono essere dati in vista del Santo Natale. Allora un primo messaggio parte proprio da quanto in questa lettera io descrivo, parlo di Mosè e la prima cosa che mi colpisce è che Dio si fa vivo con Mosè e dice: ho ascoltato il grido del mio popolo. Questo mi pare un messaggio importante, il primo messaggio. È importante gridare a Dio, non perché lui sia sordo, ma perché lui ascolta il grido, specialmente il grido del povero. Ecco il primo messaggio allora che credo debba essere dato ad ogni giovane e che io voglio dare anche a voi. Gridate a Dio. Non abbiate paura di gridare a Dio esprimendo quello che avete nel cuore, i desideri più belli, anche la protesta che a volte avvertite nel vostro cuore contro le cose che non vanno, contro le ingiustizie che ci sono. Gridate a Dio, è la preghiera se ci pensate, ma è una preghiera che nasce dal cuore. E poi un secondo messaggio, mi pare di poterlo dare a partire dall'esperienza che Mosè ha fatto. Mosè ha incontrato questo Dio che ha ascoltato il grido del suo popolo. L'ha incontrato in modo misterioso e tuttavia reale. E Dio gli ha detto: levati i sandali, rispetta la grandezza del mio amore, rispetta la mia presenza, apriti a me. Ecco, allora il secondo messaggio è proprio quello di fare come Mosè, aprirsi all'incontro sorprendente con Dio. Anche un giovane può fare un incontro sorprendente con Dio ed è proprio questo il secondo messaggio. Accogliete il farsi vicino di Dio, che a Natale è particolarmente intenso. Apritevi a Lui. E poi un terzo messaggio viene, mi pare, da come Mosè reagisce a questo incontro con Dio. Mosè diventa coraggioso come un leone. E lui era balbuziente, era fuggiasco, non fugge più. Affronta il faraone, che era la più grande potenza politica e militare dell'epoca. E perché diventa così coraggioso? Diventa così coraggioso perché ha capito che Dio è con lui. E davanti al faraone egli rivendica il diritto del suo popolo di pregare Dio e di celebrare la sua fede. E credo che anche questo sia un messaggio per i giovani d'oggi. Davanti alla cultura del nostro tempo, davanti a tutti i faraoni che oggi ci sono, abbiate coraggio. Abbiate coraggio.
Abbiate coraggio di difendere il diritto di aprirvi a Dio, il diritto di vivere come amici di Dio. Questo coraggio non sempre ce l'abbiamo. Abbiate questo coraggio, cari giovani. E da ultimo, un quarto messaggio. Mosè, a un certo punto, durante il cammino dell'Esodo, prega Dio, intercede davanti a Dio a favore del suo popolo. E potrebbe essere questo anche una cosa che viene chiesta a voi, cari giovani, cioè intercedere davanti a Dio per i vostri amici, per i vostri fratelli giovani come voi, che magari sono lontani dal Signore. Chi è che intercede per loro? Credo che sarebbe bello che fossero proprio dei giovani a intercedere per loro, a pregare Dio perché tocchi il cuore di questi giovani e li porti ad aprirsi a Lui. Ecco, 4 messaggi molto semplici. Gridate a Dio la vostra preghiera, il vostro desiderio, le cose più belle che avete dentro. Apritevi all'incontro con Lui. Anche voi toglietevi i sandali per incontrarlo, ma non abbiate paura del suo farsi vicino. Tra l'altro a Natale, piccolo com'è, non fa paura a nessuno. Lasciatevi incontrare da Lui. Terzo, siate coraggiosi. Non abbiate paura. Ci sono tanti faraoni oggi, ma come Mosè è possibile anche per voi e per noi tutti affrontarli con coraggio. E poi intercedete per i vostri amici, compagni, fratelli giovani come voi, perché qualcuno deve parlare a Dio di loro. Potete essere voi. Questi sono 4 messaggi che mi sembra belli e utili per ciascuno di voi giovani che siete venuti oggi a trovarmi e tramite voi affidarli anche a tutti gli altri vostri coetanei.